Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Se andate a conoscere un'attrice strepitosa. Consigli per restare in salute. Sentiamo che cosa pensano gli studenti del Remondini su benessere a scuola. Il libro della settimana. Visitiamo la mostra, ricordiamo, di Palazzo Agostinelli. Emma e Giulia sono andate a intervistare Angela Finocchiaro. Sentiamo. Ragazzi, abbiamo un'esclusiva. Siamo Emma e Giulia e ci troviamo in compagnia della simpaticissima attrice Angela Finocchiaro. Praticamente sotto una coltre di lana. Lei è una bravissima attrice teatrale e cinematografica. Qual è stata la sua esperienza migliore? Innanzitutto grazie per bravissima. E la mia esperienza migliore, se non muoio adesso influenza, non saprei qual è stata, nel senso che tutte hanno un perché, tutte hanno un amore, ci si innamora sempre di un aspetto di un film piuttosto che di uno spettacolo teatrale, per cui è difficile. Diciamo che amo molto il mio lavoro, per cui di ogni cosa riesco sempre a trovarne una parte che mi interessa, anche se magari alle volte capita di non poter scegliere, quindi di fare delle cose che non condividi fino in fondo. I suoi esordi sono stati il teatro e poi si è dedicati al cinema. Sono due modi differenti di recitare. Quale le piace di più? Ma anche qua io sono un'ingorda, per cui non è che mi piace di più o mi piace di meno. Ce n'è uno che, diciamo, fa parte della radice. Il teatro mi ha dato una radice, una solidità, mi ha permesso di fare il cinema, però mi sembra sempre che c'è da imparare, per cui mi sembra di avere sempre i lavori in corso aperti, nel senso che non credo di essere... Cioè, vorrei continuare a sperimentare, a poter imparare cose, avere dei registi che me le insegnano. Tra i tantissimi film e spettacoli che ha fatto, in quale è più affezionata e perché? Vedo che c'è la tendenza a dire in quale di più, in quale di più. No, in realtà è come in una famiglia, no? Che ci sono tanti figli e tu dici a qual è che uno ti piace per quello, un altro lo ami per quell'altro, magari il più debole lo ami ancora di più, per cui non riesco a rispondere. Ognuno ha avuto un motivo, una storia, degli accadimenti. Alle volte magari quelli che ti fanno più soffrire sei più contenta, perché quelli che ti sono più difficili, perché allora devi metterti più in gioco e poi scoprire cose nuove. Quelli che magari fai pensando vabbè questo lo so fare, magari possono diventare meno interessanti. Ha vinto per ben 2 volte il premio Davide di Donatello, sì, come migliore attrice non protagonista nei film La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico. Adesso comincio a sudare. Quale emozione ha provato a vincere un premio così prestigioso? Ma devo dire, il primo non me l'aspettavo, il secondo ancora meno, perché hanno dovuto richiamarmi 2 volte perché pensavo di aver fatto qualcosa di male. Quando mi hanno chiamato mi sembrava di essere in classe che ti dicono Finocchiaro, dici Madonna che cosa ho fatto? E invece perché lo vincevo ex aequo con Ambra Angiolini, per cui non pensavo di averlo vinto, perché è successo proprio di conseguenza 2 anni consecutivi, e quindi sì, in quei casi lì uno è timido, vorrebbe dire delle cose, vorrebbe ringraziare, si dimentica sempre qualcuno, fa dei pasticci, però in realtà non lo so, ero più intimidita che emozionata. Ha qualche curiosità da raccontarci durante le riprese dei suoi film? No, per niente. La scomodità, fai in certi casi la scomodità, per cui adesso noi due siamo qua, questo è successo nel primo film, noi due siamo qua e hai per terra una persona stesa con il microfono, a fianco uno che ti inquadra e tu sei praticamente paralizzata e puoi fare solo 2 passi. Allora diciamo, se non trovi la libertà nel limite può diventare sofferenza, mentre invece il problema interessante di questo lavoro è anche trovare la libertà nei limiti che ti metti, nei limiti che tu hai a disposizione. Nel 2014 a Bassano, nei ragazzi delle medie, abbiamo celebrato la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia guardando e discutendo il film Il sole dentro. Bello. È un film ricco di spunti, di riflessioni. Lei cosa ci può raccontare? Beh, che è stato un film, uno di quelli appunto emozionanti da girare, un film che ha avuto tantissimo successo
nelle scuole è stato bello portarlo, vedere i ragazzi come reagivano. Mi è piaciuto molto farlo, un regista eccezionale che ha continuato, come dire, questo film era il momento in cui l'abbiamo girato era una fase di tutto questo lavoro, perché loro l'avevano iniziato prima, perché alla fine del film sarebbe continuato, perché ha innescato una serie di eventi, di lettere, di solidarietà, di ragazzi che si riunivano, per cui è stato fare un tipo di lavoro diverso. Poi su un fatto vero è una cosa che ti lega molto di più, ha delle radici ancora più forti, un fatto vero, perché ti sembra di contribuire con il tuo lavoro a qualcosa di più importante. Quali consigli può dare a chi vuole diventare un attore? Non è facile, però diciamo, quando ho iniziato io ci si poteva legare ad un gruppo, si poteva anche creare un gruppo, anche adesso sicuramente, però il consiglio che darei adesso come adesso è quello di andare nelle scuole ufficiali, nelle grandi scuole di tradizione, perché comunque sono diventate sempre più buone, si sono modernizzate, è il luogo dove tu puoi incontrare delle altre persone che fanno le tue scelte, e poi se da lì riesci a fondare anche un tuo gruppo, significa che comunque hai trovato dei compagni con cui puoi fare un altro pezzo di strada. Però per incontrare la tua acqua, il tuo terreno dove poter coltivare te stesso, direi in questo momento tutte le scuole di recitazione, le più importanti scuole di recitazione che ci sono. Grazie mille Angela per la sua disponibilità e cortesia. Che bello! Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere, scusate come sono bardata. Le auguriamo un buon lavoro, linea allo studio. Ascoltiamo dei consigli dalla dottoressa Laura Todesco per vivere meglio in salute. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo nello studio medico della dottoressa Laura Todesco per parlare di salute. Buongiorno dottoressa, quanto è importante una corretta alimentazione per la crescita? L'alimentazione è importante per la crescita, per lo sviluppo, è fondamentale. È importante che l'alimentazione sia corretta, variata, quindi ci siano i vari costituenti degli alimenti. È molto importante che vengano consumati tutti i giorni anche frutta e verdura, e di solito ai bambini non piace tantissimo la frutta e la verdura, però un po' alla volta si impara a mangiarla. Molto importante anche distribuire i pasti correttamente nell'arco della giornata, e quindi fare una buona colazione la mattina, perché se si va a scuola con la pancia vuota ci si affatica molto di più, è molto più difficile il lavoro della mattina, e ci sia un buon pasto all'ora di pranzo, la merenda, il pomeriggio, la cena. Che cosa si dovrebbe mangiare per un buon rendimento scolastico? E quindi a colazione senz'altro cibi nutrienti. Cioè non basta una tazza di tè bevuta al volo, perché il tè è acqua e un po' di zucchero, e questo viene consumato molto velocemente. Se vogliamo avere energie almeno fino alla ricreazione, nella colazione ci deve essere un certo quantitativo di proteine, che sono poi le cose che ci fanno crescere, sostanze grasse, e anche zuccheri preferibilmente complessi. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Il latte è un buon alimento per il mattino, perché c'è il grasso, ci sono le proteine ed è già un alimento dolce in sé. Ma va bene lo yogurt, va bene un panino, con una spremuta d'arancia, quindi la frutta, si può scegliere. A scuola spesso si vedono bambini e ragazzi con merendine industriali confezionate come merenda. Lei cosa ne pensa? È meglio sempre che il cibo sia fresco, perché nel cibo già confezionato per forza di cose devono esserci delle sostanze che servono per conservarlo. È molto difficile che un cibo confezionato che dura un certo tempo non abbia proprio queste sostanze che servono a conservarlo. In inverno raffreddori e influenze costringono a letto migliaia di persone, tra cui molti studenti.
Quali consigli può darci? Per evitare l'influenza, una cosa molto utile è partire con una struttura fisica sana. Quindi, si diceva prima, se l'alimentazione è adeguata, già si sta meglio. E poi un'altra componente importante della nostra salute è quello dell'attività fisica. Quindi andare a scuola a piedi in bicicletta, cercando percorsi sicuri, aiuta molto perché ci rende più forti, e praticare attività fisica, possibilmente all'aria aperta. È vero che la febbre fa guarire il nostro corpo prima? Allora, possiamo dire che non ha tanto senso combattere la febbre con tantissime medicine che abbassino la febbre, perché noi non stiamo bene con la febbre, ma tutto sommato non stanno bene neanche i virus e i batteri. Quindi sopportare un po' di febbre, se proprio non ci fa stare così male, va bene. Molte grazie dottoressa Todesco per i suoi consigli. Le auguriamo buon lavoro. Ora linea allo studio. Sentiamo oggi cosa pensano i ragazzi delle Mondini sul tema benessere a scuola. In classe abbiamo analizzato delle frasi che parlavano della scuola e tra tutte abbiamo scelto questa. Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre. La scuola ci fa vedere nuovi orizzonti e ci apre verso il mondo esterno e verso la società. Ci fa capire che non esistiamo solo noi e ci fa uscire dal nostro io. La scuola inoltre ci dà degli strumenti per affrontare ciò che ci circonda e per costruire così un futuro migliore per noi e per gli altri. Che scuola vorrebbe la prima R? La scuola che noi ragazzi della prima R sogniamo è una scuola in cui la mattinata scolastica inizia alle 8 con dell'attività fisica e finisce verso le 4 o 5 del pomeriggio, usufruendo delle attività pomeridiane per corsi di recupero, compiti, studiare, per fare degli sport e dei club artistici fotografici, in cui i libri di testo sono sostituiti da tablet, in cui non sono più i professori ad andare in classe, ma sono gli studenti a recarsi in aule dai professori predisposti per la singola materia. Questo modello di scuola si potrebbe chiamare modello dinamico o 2.0 ed è predisposto come un campus. All'interno di questo ambiente gli studenti costruirebbero una microsocietà che andrebbe a costituire la società di oggi e di domani, visto che gli studenti imparerebbero a relazionarsi come se ne facessero già parte. Inoltre gli studenti si ritroverebbero con molto più tempo libero, in quanto il pomeriggio non lo sprecherebbero più giocando ai videogiochi o guardando la televisione, ma potrebbero utilizzarlo per stringere nuove amicizie e uscire con gli amici. Il libro che vi consigliamo oggi si intitola Dragon Boy di Guido Scartoli, edito da PM. È la storia faticosa e comica di Max, un ragazzo della nostra età che frequenta la prima media. Pur essendo simpatico e intelligente, Max è al centro dell'attenzione dei suoi compagni per alcuni difetti fisici: la stampella che gli serve per camminare, la schiena storta e l'apparecchio acustico. Il superpotere che vorrebbe avere è l'invisibilità, per sfuggire agli sguardi curiosi e non interessati dei coetanei. Eppure dentro di sé ha la forza di un drago e qualcuno se n'è accorto, perché cominciano a comparire dei fumetti di Dragon Boy, il ragazzo drago. Ma chi sarà l'autore di Dragon Boy? Lasciamo voi a scoprire il mistero, ma prima dovete avventurarvi nel diario di Max. Sì, perché questo libro è un diario e sia un fumetto. Venerdì 27 gennaio era la giornata della memoria
e siamo andati a visitare la mostra Perché non accada mai più, ricordiamo, a Palazzo Agostinelli. Linea agli inviati. Oggi ci troviamo a Palazzo Agostinelli, dove si tiene una mostra un po' particolare, dal titolo Perché non accada mai più, ricordiamo. Entriamo. Buongiorno signora Esteban Silvania, perché questa mostra? Buongiorno, siamo contentissimi di avervi come ospiti a questa mostra. Questa mostra perché? Perché per molti anni nessuno voleva ricordare. È uscita questa realtà dai convegni di psichiatria e adesso siamo contenti e convinti che questa servirà molto anche alle nostre coscienze, perché anche noi non sapevamo. Era una cosa da tenuta nascosta, è una vergogna, però una vergogna che spero ci faccia bene per il prossimo futuro. Da dove arrivano tutti questi documenti? Questi documenti sono stati raccolti dalla sede ANFAS dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo visto questa mostra, era fatta con dei cartelloni e abbiamo deciso che era meglio impostarla su dei tabelloni, anche perché vorremmo riproporla ancora in altri paesi e farla girare, perché penso sia una cosa molto importante. Action 24, cosa significa? Action 24 praticamente è l'eutanasia degli adulti dell'Action 24. È un programma. Action 24 è un indirizzo, è una casa, Tiergarten 4, che è questa. È una casa che è stata sottratta dagli ebrei ed era la sede degli uffici dell'Action 24, dove i medici visionavano tutte le cartelle che venivano raccolte e poi decidevano praticamente quasi sempre la morte degli utenti che erano segnalati su queste cartelle. Insomma, i nomi che erano scritti su quelle cartelle non ritornavano a casa e neanche nell'istituto, avevano poca vita, venivano soppresse. Ogni giorno avete proiettato un documentario dal titolo Mea culpa. Ci spiega brevemente di che cosa parla? Racconta, allora c'è una dottoressa che racconta proprio quello che era successo, la mentalità dei tedeschi, il lavaggio al cervello che ha subito la popolazione dall'iniziare delle scuole, i trattamenti che venivano eseguiti. Ci sono anche delle immagini un po' dure, però c'è molto dialogo, c'è la presa di coscienza da parte dei psichiatri tedeschi che la medicina ha fatto quello che ha fatto, però aveva anche negato questo. E adesso è venuto fuori questo e si sta prendendo coscienza, insomma, i medici psichiatrici si stanno rendendo conto che con i passi da giganti che aveva fatto all'inizio del secolo la psichiatria, poi sono andati a finire in questo fossato che è stato la tomba. Una volta conclusa la mostra, dove finirà il materiale? Il materiale rimarrà all'ANFAS e l'ANFAS, questa mostra sarà una mostra itinerante, andrà anche in giro per altri comuni, ma l'anno prossimo. Noi abbiamo fatto questa mostra per un motivo ben preciso. Abbiamo un progetto in cantiere, Fondazione Pirani Cremona e ANFAS insieme. Il progetto è la nostra Casa Rubbi, è un centro occupazionale, è una comunità alloggio. Il centro occupazionale lo stiamo già costruendo, stiamo investendo nel territorio e stiamo cercando soprattutto di sensibilizzare il territorio, aiutarci a portare avanti questo progetto, a finanziarlo. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo domenica prossima, sempre alle 14:30, qui su Rete Veneta, canale 18 del Digitale Terrestre. Se avete idee o proposte, scrivetele nella mail che vedete qui sotto. Le puntate possono essere viste sul sito di Rete Veneta. Seguiteci anche su Facebook. Ciao! What I said now, princess, who adore you.